condivisibile, quindi ho poco da aggiungere. Insomma, io ho visto che il dibattito di oggi, come gli altri a cui ho assistito in questi giorni di altre federazioni, si è svolto intorno a delle parole come crisi e crisi del lavoro, e crisi del lavoro non solo in Italia ma in Europa, regole democratiche, diritti e doveri a partire dal patto di cittadinanza che è la nostra Costituzione, il ruolo di sé nei limiti e le prospettive, e parole che qualcuno vorrebbe farci credere che non sono più cool, come lavoro articolo 1, solidarietà articolo 2, uguaglianza che non si usa più perché sembra anche quella non più cool articolo 3, potrei andare avanti con la Costituzione reale. E abbiamo parlato appunto della crisi, una crisi che da finanziaria è diventata economica, industriale, sociale, politica e crisi democratica, e in questo paese crisi culturale, crisi a tratti di civiltà, che ha messo in questione, sta mettendo in questione alcuni dei capisaldi del moderno, primo tra tutti, l'avete detto in più interventi, il rapporto tra lavoro e cittadinanza, tra capitalismo e democrazia, ma crisi che ha messo in rapporto anche dentro partiti o gruppi o soggetti politici di sinistra il rapporto e le relazioni tra le persone, perché credo che nessuno si possa dire immune da contesti in cui crescono la solitudine, c'è un passaggio molto lungo sul nostro documento congressuale su questo, l'egoismo sociale, la competizione tra soggetti deboli, che è il clima in cui poi si sono alimentate l'intolleranza verso chi è ritenuto diverso, e penso che insomma Treviso c'è poco da aggiungere su questo, no? Quindi razzismo, omofobia e anche un fenomeno vecchio, antico, ma che ha dei contorni nuovi e più drammatici in Italia che altrove, la violenza di genere. Più drammatica in Italia che altrove perché ha trovato nelle classi dirigenti una sponda non solo nei loro comportamenti privati ma anche nella cultura pubblica, a partire da quella mediatica, che è la stessa cultura che ci impedisce di avere una vera legge contro la violenza di genere. Sapete che e perché immagino ci siamo astenuti su quel decreto, e ci impedisce di avere una legge per le coppie omosessuali, non dico per l'adozione, per i matrimoni, ma neanche appunto una legge contro l'omofobia, e anche su quello riteniamo che ogni forma di violenza sia un fatto culturale, e il ruolo preminente deve essere il ruolo dell'educazione. Edisel, sono targati 6 progetti contro il bullismo omofobico. Edisel, la legge sull'educazione sentimentale nelle scuole, che presenteremo a livello nazionale il 14 febbraio, a firma di Titi Di Salvo e Celeste Costantino, e che si ricordava prima nel decreto scuola, poi è diventato legge, è stata accolta solo come raccomandazione, perché anche su un tema su cui pare che ci sia un accordo trasversale, in realtà così non è. Tutto questo in un quadro di crisi ambientale, l'avete ricordato più volte, che mette a rischio l'habitat del pianeta così come l'abbiamo conosciuto, e evidentemente modello di uno sviluppo industrialista a cui anche la sinistra ha dato il suo contributo. Questa analisi Luca l'ha fatta con molta chiarezza, quindi posso sorvolare, no? Il capitalismo finanziario ha scaricato le perdite private sui bilanci pubblici, chiamati in soccorso, dopo che rispetto al mainstream delle destre, per cui meno Stato più mercato, anche la sinistra ha balbettato. E mentre negli USA, negli Stati Uniti di Obama, l'intervento pubblico, l'aumento del deficit, la soluzione europea, quindi la stretta sul debito, la divisione e la punizione dei paesi cicala da parte dei paesi virtuosi, e noi a fare i compiti, diceva Luca, no? Le misure anticicliche, in realtà sterilizzate dalle politiche del sistema creditizio, hanno fatto sì che soprattutto nei paesi, tra cui il nostro, in cui era più forte, nelle opinioni pubbliche, in cui era più forte l'aspirazione europea, questo progetto Europa abbia perso di credibilità, con la recrudescenza dei movimenti anti-euro, delle destre nazionaliste, che evidentemente pescano a livello locale, nazionale e internazionale sul fortissimo disagio sociale. Luca
Luca Lagelli elencate, ci siete tornati voi tutti, quali sono gli spazi di un soggetto di sinistra che sceglie di essere sinistra non di testimonianza ma sinistra di governo, partendo dal presupposto che laddove è mancata e manca la sinistra al paese, le persone di questo paese stanno più male. Il primo evidentemente è il lavoro, ricominciando a parlare di lavoro e non di mercato del lavoro, ma di diritti del lavoro, di piena e buona occupazione e parlare, ritrovando la capacità di parlare ai lavoratori, perché noi molto spesso siamo percepiti come il soggetto politico che sa parlare di diritti ma che non sa più parlare di lavoro e non sa più parlare ai lavoratori. Credo che nella tipologia delle nuove assunzioni, io conosco i dati di Padova ma immagino che siano analoghi a questi, l'80% dei nuovi contratti, di quei pochi nuovi contratti, sono contratti a tempo determinato o interinale rispetto al 20% di assunzioni a tempo indeterminato. In questo, ma lo diceva Andrea poco fa, sta la crisi dei corpi intermedi, cioè la mancanza di un luogo di lavoro che sia un luogo comunitario, e il sindacato come gli altri soggetti politici non riescono più a intercettare i lavoratori che si trovano senza un vero spazio definito di lavoro. In questo, visto che siamo non al congresso nazionale ma al congresso federale, evidentemente gli enti locali devono assumere, e questo credo che sia lo spazio della nostra sfida, un ruolo diverso rispetto a quello di registrare l'esistente e quindi favorire, creare, reinventare, di discutere, rimettere a disposizione quegli strumenti che necessitano di un intervento pubblico, quindi il partenariato pubblico-privato nelle infrastrutture, il supporto al capitale di rischio, specialmente quello giovanile, specialmente innovativo, quindi delle start-up, il dimensionamento delle imprese, anche dei comuni, se ne è parlato prima, e poi quello che dovrebbe essere un'ossessione di qualsiasi amministrazione, lo è stato in Puglia, e non a caso la Puglia è l'unica regione che ha dei dati invertiti rispetto alla tendenza nazionale, quella di incrociare la ricerca universitaria in particolare e l'impresa. I fondi europei per i progetti di riqualificazione nell'ottica di una riconversione ecologica e poi le misure a sostegno del reddito a partire appunto dal reddito di cittadinanza. Così come si è parlato di sanità, anche questo un primato peggiore ce l'ha l'Italia, appunto perché 32 miliardi di tagli dal 2011, per cui 9 milioni di persone in questo paese hanno rinunciato almeno una volta a curarsi nell'arco di un anno. È un dato che un'aggressione che non ha pari in Europa, e anche qui perché è la lotta tra deboli su cui si diceva prima, no? Sono gli anziani, i malati, sono quelli che tanto non votano, quindi non servono, e il nostro ruolo anche a livello locale è quello di lavorare e proporre soluzioni sui servizi territoriali, opporci nettamente alla logica di due tempi, cioè prima si tagliano i posti letto e poi quando sarà si attivano i servizi territoriali, rendere chiare, limpide le cifre, i costi del project financing e invece garantire la continuità tra ospedale e territorio. L'altro luogo della sfida, e anche questo è già stato detto quindi faccio velocemente, è quello di un nuovo modello di sviluppo che, oltre a non essere più maschile, patriarcale, non sia più predatorio anche nei confronti dell'ambiente, no? Non c'è autunno che ci risparmi dalla crisi ambientale, e 30 milioni sono ridicoli nella legge di stabilità per la messa in sicurezza del territorio. La sfida è sicuramente un modello alternativo, se volete anche la decrescita felice, perché questa decrescita sia una scelta e non quella che in realtà nei fatti c'è già, perché paradossalmente alcune crisi ambientali sono risolte rispetto al fatto che non esiste più una struttura produttiva, e soprattutto perché non la debba pagare ancora una volta chi non ha mai avuto l'occasione di essere cresciuto prima. E ultimo terreno della nostra sfida è tutto nostro, no? Qual è la natura di SEL, autonoma ma coalizionale, all'interno della crisi della credibilità della politica, laddove si è spezzato quell'altro nodo che aveva caratterizzato il Novecento, e quindi il rapporto tra rappresentanza e democrazia, e i partiti non sono più i luoghi in cui si organizza la democrazia, ma sono diventati luoghi in cui la democrazia viene umiliata. E
quando la politica dà l'impressione di non dare risposte, di non servire più a nulla, di non cambiare la vita delle persone, quando serve solo a chi la fa e come dire, per cui dopo viene facile dire no, tanto sono tutti uguali, basta la telefonata, la partecipazione crolla soprattutto a sinistra. Noi abbiamo già ripercorso nella relazione iniziale, negli altri interventi, quella che è stata la non vittoria di Bersani, il lucido cinismo dei 5 Stelle che ha favorito le larghe intese e quel rovesciamento del mandato elettorale e così come siamo arrivati oggi. È chiaro che in questo scenario il nostro ruolo è molto difficile, al di là del lavoro che sta svolgendo il gruppo parlamentare. Si è citato prima un lavoro veramente grande, ottimo, che non esce nei media, che evidentemente è compito nostro a livello locale mettere a valore. Il senso della campagna nazionale, la strada giusta che è qui sintetizzata, è quella di cercare di coniugare gli strumenti a disposizione dei territori per la loro attività, declinati a seconda delle esigenze e della vocazione del territorio, con le proposte di legge che presentiamo, gli emendamenti, gli ordini del giorno, le mozioni, le interrogazioni che si fanno in Parlamento, perché laddove noi è vero che la partita che volevamo riaprire non è stata aperta e ciò che non volevamo essere siamo in questo momento. C'è un piccolo partito della sinistra, ma laddove invece siamo riusciti a diventare oggetto di domande e capaci di dare risposte, siamo riusciti a essere osservati anziché osservare gli altri soggetti. Qualche partita l'abbiamo aperta e qualche partita l'abbiamo anche vinta dai referendum all'ondata dei sindaci arancioni, fino a quel brutto risveglio delle larghe intese che hanno trasformato, appunto, lo dicevate voi prima, lo ius soli è diventato sì ius diritto, ma di uno solo, finalmente tardivamente decaduto solo nella persona ma non nella cultura e nelle forze dentro e fuori. La patrimoniale non se ne può parlare perché è diventata l'abolizione dell'IMU e così via. Evidentemente non possiamo pensare che sia sempre solo colpa degli altri, perché evidentemente anche noi siamo parte, non soluzione, ma parte di questo problema. Credo che nessuno di noi, se no, insomma, io non ho visto congressi in cui ci si fanno le comunicazioni di rito e si vengono espletate appunto le votazioni di rito, ma ho visto congressi molto partecipato. Nessuno di noi si arrende a essere un piccolo frammento in questo quadro, diciamo in forte scomposizione, forse potremmo dire anche decomposizione, ma la nostra voglia è quella di rilanciare il progetto per cui siamo nati, mettendoci a servizio dei principi, delle persone, della nostra gente, si diceva prima, no? la sinistra a cui non riusciamo più a parlare. E da questo punto di vista credo, come nota molto personale, credo che sia stata un'occasione persa quella di aver rifiutato a livello locale l'apertura che era stata proposta all'elezione dei gruppi dirigenti a esterni che aderissero al progetto senza essere tesserati per una quota a parte. Credo che sia comunque la discussione e l'elaborazione sulla forma partito e sull'innovazione che necessariamente si deve dare alla forma partito è ancora aperta. Cerchiamo di non perdere, e non possiamo ovviamente perdere questa apertura per le europee, perché credo che una prospettiva di una lista civica nazionale di sinistra che non sia un accorpamento, una sommatoria di piccole debolezze, ma parta dal riconoscimento della nostra parzialità e attuale insufficienza, sia una prospettiva da costruire. Noi siamo stati una comunità che è stata a volte anche litigiosa, ma credo che continuiamo a avere questa caratteristica di essere a servizio, in cui, non so come dirlo, chi vota
è più importante di chi ha votato, e allora riusciamo a fare la differenza, oppure no, perché credo che ci si possa perdonare, possiamo perdonarci, ci venga perdonato dall'esterno di essere un piccolo partito, non ci verrà mai perdonato e non ci potremo mai perdonare di essere un piccolo partito con i difetti dei grandi partiti. E concludo dicendo che appunto il senso, ma anche questo è già stato detto prima da Luca e da altri, abbiamo chiamato il congresso la strada giusta, abbiamo chiamato la campagna nazionale la strada giusta proprio per mettere a valore il sentimento di ingiustizia che pervade il nostro vivere lavorativo, sociale, comunitario, a fronte di soggetti politici che stanno mettendo a valore o a disvalore il conflitto generazionale come se fosse una soluzione, penso evidentemente all'idea di rottamazione o l'idea della tabula rasa su cui Grillo sta costruendo la propria fortuna politica, o ancora un'emergenza, se dopo 7 anni ancora di emergenza possiamo parlare. È chiaro che il rapporto col PD è un altro spazio, un altro luogo della nostra sfida, non può essere certo il luogo della nostra resa. Su questo, se non è all'ordine del giorno oggi, ma evidentemente lo sarà presto, se il giudizio, l'obiettivo, il termine a cui noi vogliamo andare è chiaro che il percorso dipenderà anche dal PD, e noi non possiamo prescindere dalla contesa costante dello spazio politico al PD, perché penso che ormai ci siamo liberati di del retropensiero del minoritarismo, però è chiaro che questo va fatto, e lo stiamo facendo nelle regioni, nelle province, nelle città metropolitane, nelle città che governiamo insieme al PD, entrando radicalmente nelle tematiche, nei conflitti, così come sta lavorando il nostro gruppo parlamentare. L'altra sfida è l'organizzazione, è stato detto da più interventi, in particolare dai ragazzi, e io non credo che dobbiamo scegliere se il partito deve dare spazio alle biografie, agli album di famiglia, o alle nuove generazioni, o all'intelligenza collettiva che sta pervadendo tutti i settori della conoscenza, e quindi anche la politica come luogo di conoscenza. Penso che la nostra sfida sarà coniugare quelle biografie, quelle storie con l'intelligenza collettiva, sempre se le biografie sono a servizio del partito e non il partito a servizio delle vecchie e delle nuove biografie, evidentemente, per far sì che da questa unione si riscopra la capacità di parlare alle persone, di analizzare le politiche locali, nazionali, di rompere quella negli anni 70 veniva chiamata dagli studiosi della comunicazione la spirale del silenzio, Gallino qualche mese fa l'ha chiamata le idee ricevute, cioè quel pensiero unico mainstream per cui la riforma ormai è sempre una controriforma, e non si può parlare appunto di lavoro e diritti del lavoro, ma di mercato del lavoro, per cui la scuola, il sistema di formazione, di trasmissione e produzione del sapere non è più è voce di costo e non di investimento. Io avrei tantissimo da dire alla ragazza che ha parlato prima di scuola, ma insomma ce lo siamo detti in altre situazioni. Questa è la nostra sfida, questo è quello che dobbiamo saper mettere in rete per risolvere appunto e per rideclinare in una soluzione diversa e innovativa quei 3 nodi su cui si fondano le democrazie europee, cioè l'intreccio tra lavoro e cittadinanza, tra la sfera individuale e la sfera collettiva, e tra la democrazia e i corpi intermedi, rideclinando evidentemente anche termini come rappresentanza e partecipazione, dando una risposta all'altezza delle domande che ci vengono poste, ci sono state poste anche nella piazza del 12 ottobre ed è anche quella del 19 ottobre. Quindi tutte queste sfide del nuovo modello di sviluppo, della partecipazione, della rappresentanza, della contaminazione, dell'apertura a quei soggetti politici già noti, i cui confini noi conosciamo da tempo e percepiamo, ma anche di quelle nuove casematte della politica che a volte sono scomodi, no, per una democrazia rappresentativa, delle grandi personalità e delle intelligenze collettive, della rottura della censura
mass media, studiando il ruolo che oggi hanno in politica e personal media e che noi possiamo utilizzare. Queste sono le nostre sfide, che noi possiamo e dobbiamo, credo, affrontare e vincere avendo la conoscenza come strumento. Non è un caso se il mondo dei saperi, dalla scuola all'università, alla ricerca universitaria, ha come SEL un soggetto privilegiato. Però attenzione, lo diciamo facendo autocritica, che noi insegnanti siamo generosi nel dare sostegno ma tremendi nel toglierlo, non appena vediamo venir meno l'esercizio critico della conoscenza anche in politica. La conoscenza come strumento e la convinzione come forza trainante. Un lavoro duro, incessante, ma che è il lavoro che ci ha accompagnato in questi anni a fasi alterne, quello che Luca ha definito prima, il lavoro di custodia e di ricerca, che deve produrre cultura di governo locale e nazionale. Luca lo diceva anche prima, non abbiamo più il tempo, non credo che ci sia il tempo in effetti per distruggere senza aver già in mente come costruire. Io credo anche che se noi vogliamo essere l'alternativa a questo tipo di lavoro di custodia, tradizione, ricerca e pratica politica, non abbiamo alcuna alternativa. Vi ringrazio e auguro a voi e a tutti noi buon lavoro.